Amici di Bella Sicilia, vi presento, qui vedete i nostri prodotti, tra cui la ricotta infornata, qui abbiamo quella salata, la nostra provola, il pecorino, primo sale, accompagnato con miele o marmellata, e qui abbiamo i nostri salumi, le nostre mandorle salate e le olive sempre nostrane. Qui in occasione abbiamo preparato anche un dolce che ci piace fare, amiamo, è il roto, diciamo, con la nostra ricotta fresca. Come si prepara questo dolce? Diciamo che ci sono tutti ingredienti nostrani a chilometro zero, tra cui appunto le uova, l'amido di grano, insomma, poi viene cotta al forno e proprio viene condita appunto con la nostra ricotta. Vediamo una grande passione per la vostra azienda, voi siete due sorelle, mettetevi vicine. Cosa vi spinge tutti i giorni a impegnarvi così tanto per questa... L'amore che ci mettiamo nel fare questi prodotti, la passione, l'amore che ci lega al territorio, ai nostri animali, e, insomma un po' un mix di emozioni che proviamo ogni giorno. Tu ogni giorno di cosa ti occupi? Come contribuisci? Allora, io mi occupo di tutto, do una mano anche qui per la realizzazione dei nostri formaggi, oppure anche nella mungitura. Facciamo tantissimi complimenti e noi invitiamo tutti a un evento dopo aver tagliato questo formaggio, quindi chiamo Vittorio che si occuperà del taglio del formaggio. Sì. Stavo preparando, sono messo i guanti. E noi dopo il taglio sveleremo quando e dove trovarci per gustare tutto questo, per incontrarvi. Allora, intanto faccio i miei più calorosi saluti a tutti gli amici di Onda TV e Bella Sicilia. E noi stiamo procedendo ad aprire una forma appunto di formaggio. Qui dentro c'è tutto il vostro sacrificio, ma anche tutta la bontà di questo territorio. Sì, sì. I sapori autentici del nostro territorio. Di che formaggio si tratta? Allora, qua stiamo parlando di un primo sale. Un formaggio fresco. Sì. Con il pepe nero. Ottimo, sì, pepato. Una caratteristica particolare che abbiamo volutamente fare su questo è l'occhiatura, perché generalmente facciamo pasta compatta, però su questo abbiamo provato l'occhiatura che è caratteristica del primo sale stile proprio antico. Non resta allora che lanciare l'invito. Per quali giorni e dove? Vi invitiamo a San Teodoro il 23 e il 24 maggio ad assaporare tutte le nostre specialità. Prelibatezze per noi. Tantissimi complimenti. Grazie. Grazie Vi mille. aspettiamo a San Teodoro, grazie. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo in tanti.